Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Parliamo del post Cagliari Bologna. Oggi è mercoledì e francamente la risposta è no. Non va bene un 2-0 in casa, né per come è arrivata, né per come si è sviluppata e tantomeno per come si è conclusa. I presupposti c'erano tutti per far bene. Cagliari che giocava in casa, come sempre il quasi sold out della Unipol Domus, una squadra comunque in difficoltà, il Bologna che partiva da 9 punti esattamente, anche se con una gara da recuperare, comunque alla stessa alla portata del Cagliari, reduce sì dalla brutta prova di Udine, quindi voglioso di riscatto, ma anche reduce dai 3 risultati importanti di Parma, di Torino con la Juve e la vittoria in casa proprio contro il Granata di Vanoli. Il problema qual è stato? Il problema è che il Cagliari è partito bene i primi minuti e poi si è sciolto letteralmente come negli azioni. Ho detto no perché le dichiarazioni del post partita di Davide Nicola stridono, fanno letteralmente a cazzotti con quello che si è visto all'Unipol Domus e tra i tifosi e sui social emerge il malcontento e emerge soprattutto il fatto che, secondo i tifosi, Davide Nicola ha visto un altro match, un'altra partita. In soldoni, l'allenatore del Cagliari, ha detto che la squadra ha fatto il suo massimo, ha detto che ha creato tantissimo, che è mancato solamente la concretizzazione. Io francamente resto molto sconcertato dalle dichiarazioni di Nicola, perché il Cagliari ha faticato e non poco ad arrivare dalle parti di Skorupski. Non ricordo parate, se non appunto i primi secondi, del portiere Felsineo. Non ricordo cross da fondo campo, se ne si esclude qualche calcio d'angolo, con il Bologna che ha preso, scusate, possesso piano piano del centrocampo. Ecco, credo che uno dei nodi della sconfitta di ieri sia stato proprio il mezzo al campo, ma con bus qualificato il tecnico del Cagliari ha volontariamente rinunciato a quei 2 giocatori che comunque garantivano copertura, muscolarità e corsa, vale a dire De Iola e Adoppo. Decidendo, scegliendo di mettere in campo quella che doveva essere la qualità, cercare quindi di ripartire e di riprendere il Bologna in filata attraverso la qualità e il tocco, il bel gioco che non si è visto. Né Marin né Prati visibilmente non in condizione, tanto meno Gaetano fuori dal gioco, Viola con qualche lampo ma davvero poco. Hanno veramente faticato. Il Bologna ha preso assolutamente per possesso della metà campo del Cagliari che ovviamente ha trovato il gol, un gol anche questo evitabile, ancora una volta una palla in uscita persa, quindi Cagliari sbilanciato e infilato in contropiede. Cagliari che comunque ho visto davvero in grande confusione, molte palle all'indietro, benissimo, ottimo il giro palla della linea difensiva, ma quando si è trattato di costruire azioni da gol, la voce è chi l'ha visto. Ovviamente questo Nicola non l'ha detto, lo dico io e lo dicono anche i numeri. Lo dicono i numeri perché la maggior parte dei contrasti sono stati vinti dai giocatori del Bologna. Bologna che non ha rubato nulla, ha giocato veramente bene palla a terra, è riuscito a fare quello che doveva fare il Cagliari, ovvero aggredire gli spazi con gli 1-2 ed entrare verticalmente. Invece il solo Piccoli che secondo me sta in questo modo regredendo perché sta giocando da solo davanti solitamente contro 2 centrali o contro 3 se va sugli esterni a cercare lo spazio, però mi accorgo che trova difficoltà nel fermare la palla e tanto più per dialogare con i compagni, al punto che più di una volta quando arriva dalle parti della difesa avversaria
prova l'azione personale, difficilmente effettua il dialogo coi compagni. Ecco, anche la difesa, per quanto abbia le sue colpe, però è evidente che quando si trova costretto ad avere a che fare con 4-5 giocatori che ti arrivano addosso, perché quelli sono stati, da qualche parte la coperta è molto corta. Nicola deve fare il mea culpa. Il Cagliari, visto a Udine e in casa col Bologna, sta avendo un pesante e preoccupante regresso. Al momento il Cagliari in zona, diciamo così, moderatamente tranquilla, rimane con i suoi 9 punti, ma è atteso da un trittico di partite fondamentali e che affronteremo domani come tema, vale a dire la prossima si giocherà lunedì contro la Lazio, poi il Milan e poi il Genoa di Balotelli, per intenderci. Sono 3 match sicuramente chiave e io francamente, se vedessi il Cagliari in campo a Roma, quello che abbiamo visto oggi, quello che abbiamo visto a Udine, io non credo che questa squadra abbia grosse chance di fare i punti. Però, siccome siamo abituati a vedere tutto e il contrario di tutto, mi auguro che il Cagliari scenda in campo con altra mentalità. Questa è una squadra che tecnicamente, tolti 2 o 3 eventi, non ha qualità. Non lo dico per offendere, lo dico perché sono i dati che lo dimostrano. Ebbene, nel momento in cui tu sai che comunque questa squadra ha grossi deficit di qualità, devi fare andare la squadra a pieno regime, quindi con grinta, con cattiveria, con forza, con determinazione. Quando manca questo, il Cagliari può essere sconfitto da chiunque, anche contro un Bologna che personalmente non è nulla di eccezionale, è una buona squadra, ma è la lontana parente di quella che abbiamo visto un anno fa che ha conquistato la Champions, con alcuni elementi che proprio sono andati via come Zirze e lo stesso allenatore Thiago Motta. Ecco, credo che da questo punto di vista ci si debba reinterrogare. Ovviamente sta emergendo il Totonomi in caso di esonero, io direi che è ancora prematuro, ma di sicuro questa squadra ha bisogno di una sterzata, se non sul piano dei punti, che sarebbe auspicabile, quantomeno sul piano del gioco. Io ripeto, sentire l'allenatore del Cagliari che dice che i ragazzi hanno dato tutto, che questa è una squadra che si deve salvare, quindi non possiamo, per i tifosi, non possono pretendere più di tanto e che l'unica differenza col Bologna è stata che loro hanno sfruttato le occasioni e il Cagliari la moltitudine di occasioni costruite non le ha sfruttate, credo che sia una chiave di lettura un po' troppo semplicistica e forse, sottolineo forse, non troppo reale, non per quello che tutti noi abbiamo visto sugli schermi o al campo, per chi è andato ovviamente all'Olympodromus. Serve un bel bagno di umiltà, serve calarsi nella categoria e nella consapevolezza che questa squadra farà ancora una volta soffrire i tifosi. All'inizio della stagione Nicola ha detto che l'obiettivo è quello di consolidare la categoria, bene, al momento con queste 2 sconfitte, più che consolidarla, stiamo di nuovo rischiando. Occorre sicuramente un modo diverso di agire. Ci auguriamo per il bene del Cagliari e di tutti noi, per le nostre coronarie, che già con la Lazio si possa avere una squadra veramente diversa in senso di voglia, di determinazione e di grinta, perché quella che abbiamo visto in queste ultime 2 partite è davvero la lontana parente di una squadra media di Serie A. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani 19:30. Ancora Effetto Serra, il talk show sul social. Ciao.